La camera è un sacco ordinata. Vedi che la camera è molto ordinata. Lara, non scompigliare niente. Lara, non scompigliare niente, che è tutto ordinato in questa camera. Aspetta, vi faccio notare, signori, guardate. Vediamo anche abbigliamento a terra. Fazzoletto fluorescente. Guardate che siamo ancora in accappatoio dove l'abbiamo trovato. Cuffia, sul letto, è bagnata. E poi occhiali. Pigiama di Francesco. E occhiali doppio livello. Faccio notare le valigie. I soldi buttati come se niente fosse. I soldi buttati come se niente fosse. Li possiamo anche pregare. Il soldo buttati. Ti faccio notare. Questo è Fabio. Asciugamani a terra. Vai Franci, prendi questo vestito, guardate quanto è bello. Il pigiama. Mamma mia. Foulard che si mette al collo. Poi guardate, se venite più in questa parte, no, vi faccio notare l'eleganza. Vedete? Guardate un po', signori. Non vi preoccupate che le scarpe buttate via. E poi andiamo infine a vedere la biancheria intima. Vedete, signori? Sta tutto a terra, tanto è vero che negli armadi non c'è niente, niente neanche in quest'auto. Perché non fai vedere Faccio notare solo una giacca e una camicia molto volgare. Fabio Pagano. Fabio, non si è scusato più. 62. Vedi il numero 62 in alto. Vedete il numero 62, noi non vi inganniamo. Ecco, signori. Possiamo chiudere.